In arrivo la prima perturbazione d'autunno, allerta sino ad arancione su tutta la Liguria, osservati speciali bacini medi e piccoli. A Levante la fase critica tra le 6 e le 18 di domani, scuole chiuse tranne a Levi e a Carasco. Si è spento all'ospedale di Lavagna Don Marcellino Valente, aveva 96 anni, già segretario personale dell'arcivescovo di Cagliari, Monsignor Botto, è ricordato come pastore mite e umile. Anche il vescovo di Chiavari al fianco dei lavoratori dell'Astore di Casarza Ligure. Monsignor Tanasini sentirà i vertici aziendali. Domattina è preannunciato un nuovo sciopero dei dipendenti. Un grave scandalo, il mondo del calcio non può andare avanti così. Il giornalista Emanuele Dotto definisce così il caso Virtus Entella. Una brutta pagina di sport, ha detto ai nostri microfoni. Dio ama ogni vita umana, l'aborto non è un atto civile né terapeutico. A dirlo il Papa nell'udienza di questa mattina. Abortire, ha detto, è come affittare un sicario per risolvere un problema. Il Vescovo consegnerà domenica il mandato ai catechisti della diocesi, un impegno personale che non può essere delegato e un servizio per la comunità. L'inizio alle 15:30 in cattedrale. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. La Protezione Civile regionale ha diffuso un messaggio di allerta meteo per piogge diffuse e temporali per quanto riguarda la giornata di domani, un provvedimento che riguarda tutta la nostra regione. Nel Levante l'allertamento massimo è per i bacini medio-piccoli. Dalla mezzanotte allerta gialla e dalle 6 del mattino allerta arancione che poi sfumerà di nuovo a gialla a partire dalle 18 di domani pomeriggio. Ma sentiamo quale tipo di fenomeni sono previsti. Qual è l'evoluzione meteorologica che dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? È una perturbazione di quelle brutte, nel senso che porterà precipitazioni di tipo diffuso che interesseranno un po' tutta la Liguria in questo passaggio da ponente verso levante. All'interno di queste precipitazioni diffuse ci aspettiamo che si possano verificare dei temporali forti organizzati e stazionari che sono i fenomeni atmosferici più pericolosi per il nostro territorio. Da qui l'allerta arancione per temporali, che lo ricordiamo è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo. Bisogna prestare molta attenzione, l'invito è quello di seguire le fonti ufficiali, il sito www.allertaliguria.gov.it, gli aggiornamenti che verranno effettuati anche sulla pagina Facebook di ARPAL e appunto tenersi informati proprio perché sarà una perturbazione da seguire, porterà piogge su tutto il territorio regionale, ma gli effetti al suolo peggiori si verificheranno laddove potrà andare a instaurarsi la convergenza dei venti e i fenomeni potranno assumere carattere stazionario. Ecco, abbiamo visto che nella tabella appunto dell'allertamento ci sono diversi gradi e diversi colori a seconda delle zone, per esempio il bacino C, che è quello che ci riguarda più da vicino, l'allerta arancione è per i bacini piccoli e medi. Esattamente, diciamo che il Levante regionale dovrebbe essere la parte meno interessata da questa perturbazione che sembra concentrarsi più sul centro e sul ponente. L'allerta sul Levante è in un primo tempo gialla, poi vira sull'arancione e sui bacini più piccoli, proprio perché sono quelli che subiscono maggiormente gli effetti al suolo di questi temporali forti organizzati stazionari. È una situazione che su C scatta alle 6 di domani mattina e l'arancione andrà avanti fino alle 18 di domani pomeriggio. E in conseguenza all'allerta meteorologica per la giornata di domani saranno praticamente chiuse tutte le scuole del nostro territorio. Le scuole di Levi e di Carasco solamente saranno regolarmente aperte. Per quanto riguarda Chiavari, ricordiamo che domani si potrà parcheggiare gratuitamente nelle zone a pagamento che si trovano nella parte a mare della città, cioè a sud della linea ferroviaria. Si tratta di via Ghio, Largo Moretti, il lungomare, via Prandina, ma anche le zone a disco di piazzale Don Nando Negri e via Mafalda di Savoia. Ma qual è la situazione meteorologica, soprattutto in queste ore? Lo chiediamo a Daniele Laiosa del centro Navi Meteo di Chiavari. Buonasera. Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Cosa sta succedendo in queste ore, soprattutto nella zona ponente della Liguria, dove l'allerta scattava già in queste ore? Attualmente le precipitazioni in atto sono deboli, abbiamo i primi fenomeni nell'entroterra imperiese, però con accumuli fra i 5 e i 10 mm, quindi la zona di Ormea della Valle Argentina è interessata dalla prima fenomenologia. Il resto della regione è per ora all'asciutto, ma la situazione è prevista in rapida evoluzione nelle prossime ore. Per quanto riguarda il Levante, domani quali sono le zone che potrebbero essere maggiormente interessate dall'allerta?
direi che i fenomeni intensi andranno a interessare in particolare il settore centrale della regione centro-occidentale, quindi la zona del Tigullio dovrebbe essere risparmiata dai fenomeni più intensi. Interverranno delle precipitazioni a carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, più nella seconda parte di domani. Saranno al momento gli ultimi dati provenienti dai modelli, le danno più distribuite ed estese ed intense sul mare aperto antistante la zona del Tigullio e del Genovese di Levante, ma ovviamente tenderanno poi a estendersi anche sulla fascia costiera. Però, ripeto, rispetto alle zone del Savonese e dell'Imperiese di Levante saranno fenomeni di minore intensità. Bene, grazie a Daniele Laiosa, ci aggiorneremo nelle prossime ore, buon lavoro. Grazie, buon proseguimento. Tra l'altro in queste ore una perturbazione intensa sta interessando la Sardegna meridionale. La forza delle acque ha fatto crollare in più punti la statale 195, come testimoniano anche le immagini girate dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Dunque in Sardegna continua a piovere con accumuli davvero notevoli e sino a domani la Sardegna sarà bersaglio di piogge temporali anche intensi, in particolare sui versanti orientali, ancora quello cagliaritano, che a questo punto rischiano seriamente altri eventi alluvionali. Veniamo adesso in diocesi. Un lutto ha colpito il clero diocesano, si è spento infatti all'ospedale di Lavagna Don Marcellino Valente. Aveva 96 anni, originario di Cicagna. Nella chiesa santuario verranno celebrati i funerali domani alle 15:30 e saranno presieduti dal vescovo. Don Marcellino lascia la nipote con il marito, le pronipoti e lo ricordano come un uomo mite e benevolo. Ora vediamo nel servizio un breve ricordo. Si è spento all'ospedale di Lavagna Monsignor Marcellino Valente, uno dei sacerdoti più longevi della diocesi. Aveva 96 anni e da qualche tempo era ricoverato nel nosocomio lavagnese a causa di difficoltà respiratorie. Era nato a Cicagna il 23 giugno del 1922 ed era stato ordinato sacerdote il 6 aprile 1946. Nei primi anni della sua missione pastorale aveva ricoperto l'incarico di curato a Cogorno ed economo del seminario. In questo ruolo aveva collaborato con l'allora rettore Monsignor Paolo Botto. Quando Monsignor Botto nel 1949 fu consacrato arcivescovo di Cagliari, scelse Don Marcellino come suo segretario personale. Al fianco di Monsignor Botto, Don Marcellino rimase sino alla morte del presule, avvenuta a Roma nel 1974. Quindi rientrò in diocesi, dove riassunse l'incarico di economo del seminario e al tempo stesso la guida delle parrocchie di Breccanecca prima, Sanguineto e Campodonico poi. Direttore di Casa Marchesani, aveva a lungo abitato nell'edificio, prima di trasferirsi alla Casa del Clero, dove è rimasto sino a 2 settimane fa. Don Marcellino aveva ricevuto il dono di vivere un lungo ministero sacerdotale durate oltre 72 anni, con lo spirito e il carattere di un uomo mite, affidato al Signore, pastore umile e sorridente. Così aveva scherzato in occasione della festa per il suo 60° di sacerdozio. Ricordano quello che uno ha avuto, ricordano quello che uno ha fatto, ricordano anche quello che uno magari non ha fatto, anche quello. Comunque tutto insieme, tutta gloria di Dio. I funerali dunque domani a Cicagna alle 15:30, le esequie saranno ritrasmesse da Telepace domani pomeriggio alle ore 17 sul canale 15 di Telepace. Il Vescovo questa mattina ha firmato la notifica con la quale annuncia che giovedì 1 novembre alle 17:30 nella solennità di Tutti i Santi in Cattedrale a Chiavari procederà alla chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione e di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri, Don Nando Negri, sacerdote e fondatore dell'opera Villaggio del Ragazzo. Quanto raccolto durante l'inchiesta, scrive il Vescovo, cioè lettere, deposizioni e scritti di Don Nando, sarà nei giorni seguenti consegnato alla Congregazione Romana delle Cause dei Santi, alla quale compete il diritto di verifica e di approvazione, in ordine all'eventuale dichiarazione di eroicità delle virtù e di riconoscimento della fama di santità del servo di Dio. La chiusura della sessione è pubblica, pertanto il Vescovo invita alla partecipazione tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Don Nando Negri. Seguirà la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo.
Siamo ai temi del lavoro. Torneranno a protestare davanti ai cancelli della fabbrica di Casarza Ligure i 45 dipendenti della Astore a rischio trasferimento. Lo sciopero è stato indetto per domani a sostegno della vertenza che sta tenendo banco negli ultimi giorni e che ha visto mobilitarsi l'intero territorio. Ieri una delegazione di lavoratori e di rappresentanti sindacali è stata accolta dal vescovo di Chiavari. Sentiamo. Trasferire un'azienda di 45 dipendenti da Casarza Ligure a Casella significa sconvolgere altrettante famiglie e ferire il territorio della Val Petronio, privandolo di un importante polo produttivo. Questo è ciò che è emerso dall'incontro, in cui il vescovo ha rimarcato l'attenzione della Chiesa chiavarese verso il mondo del lavoro. Monsignor Tanasini ha accolto la richiesta dei lavoratori di farsi portavoce delle loro ragioni verso la Aliaxis SPA, il gruppo a capo della Astore, e ribadire la necessità di ritrovare un valore nel lavoro che vada oltre le dinamiche manageriali. Ma il lavoro innanzitutto ci dà la dignità, la nostra posizione nella società. Qui poi gira intorno al lavoro, girano poi tutti gli aspetti della famiglia. Ora noi abbiamo sollevato questa problematica che la famiglia viene messa in estrema difficoltà nel momento in cui la sede di lavoro si allontana così tanto da casa. Una delle parole più ricorrenti durante l'incontro è stata comunità, intesa sia come quella dei cittadini di Casarza Ligure, come nucleo familiare di ogni lavoratore e come gruppo formato dai 45 dipendenti dell'Astore. Noi siamo uniti in questa battaglia, siamo 45 dipendenti, passiamo insieme più di 8 ore al giorno tra noi, quindi ci conosciamo perfettamente gli uni con gli altri, conosciamo magari le problematiche di uno piuttosto che di un altro e quindi ci si sostiene anche in questo senso. Quindi sì, facciamo comunità in questo senso ed è importante a nostro avviso portare avanti questa battaglia in modo unitario. Le imprese che hanno subito danni diretti o indiretti in seguito al crollo del ponte Morandi di Genova possono accedere al fondo di garanzia per i finanziamenti bancari con un plafond di 2 milioni di euro. Il fondo, attivato dalla Regione col supporto di Filse, la finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, potrà attivare finanziamenti alle imprese per 17,5 milioni di euro, grazie alla partecipazione di 15 istituti bancari e al sistema dei confidi che hanno aderito all'iniziativa regionale. Potranno accedere al finanziamento le imprese che hanno presentato entro l'8 ottobre il modello AE di attestazione dei danni alle Camere di Commercio competenti. L'importo deve essere compreso tra i 10.000 e i 180.000 euro di finanziamento. Rimaniamo in ambito lavorativo perché con l'ennesimo rinvio del giudizio al TAR la Virtus Entella si trova a vivere una situazione senza precedenti nella storia del calcio e dello sport in generale. Alla riammissione in Serie B sancita dal collegio di garanzia del CONI non sono seguiti i fatti. Al palo dunque i giocatori della squadra ma anche tutti i lavoratori della società. Una situazione scandalosa, l'ha definita così il giornalista sportivo Emanuele Dotto, al quale abbiamo chiesto un commento. Sentiamo. Secondo la sua esperienza, come legge questa situazione che sta investendo la Virtus Entella, un po' il calcio in generale? In una parola, scandalosa, perché in effetti all'Entella ne hanno combinato di cotte e di crude. Poi il comunicato finale dell'udienza rinviata perché non ci sia urgenza è un capolavoro, diciamo, manzoniano da parte di una zecca Garbugli, perché basta leggere quello che hanno scritto. In relazione al procedimento pendente nei confronti dell'Entella, la Lega di B rende noto che la causa presso il TAR del Lazio è stata rinviata a una data da stabilire. Direi che c'è una somma di opzioni scandalose che confermano come il mondo del calcio sia un mondo che vive di sue regole e di sue che vengono calpestate e di sue gestioni assolutamente non manageriali e assolutamente non corrette. La società ha seguito correttamente tutte le strade dal punto di vista legale per cercare di avere una risposta? Il fatto che l'Entella non abbia impugnato i provvedimenti con i quali la Federcalcio e la Lega di B il 5 ottobre scorso non avevano accolto l'istanza di riammissione in Serie B è veramente la ciliegina sulla torta. Non si voleva che l'Entella tornasse in Serie B come avrebbe meritato, ci sono stati dei fallimenti clamorosi, diciamo delle irregolarità amministrative, tecniche e giuridiche, ma tutto questo evidentemente non è bastato perché trovo veramente scandaloso il comportamento, direi, della Lega Calcio di Serie B e direi anche della Federcalcio.
una questione di questo genere non è mai accaduta nel calcio, nello sport in generale? Mai. Tutto capita, diciamo, nel disinteresse generale. Campionato a 19 squadre, è stato violato il principio della regolarità del torneo. Che cosa può fare una società anche piccola come quella della Virtus Entella? Più che protestare, forse, non so, fare causa, ma a chi? Bisogna chinare il capo. A questo punto direi che mi pare che sia chiaro che l'Entella in B non potrà giocare quest'anno. Fatela giocare in Serie C, teniamo questa brutta pagina, cancelliamola. No, anzi, non cancelliamola, mettiamola a futura memoria, perché così il mondo del calcio non può andare avanti. La società economica chiede ai chiavaresi di far sentire la propria voce a sostegno della Virtus Entella, in particolare sottoscrivendo la raccolta firme che l'ente ha avviato la scorsa settimana. Le adesioni si raccolgono negli uffici della società economica in via Ravaschieri dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 il sabato dalle 8:30 alle 12:30. Brutto incidente questa mattina intorno alle 5:30 in A12. Un operaio di circa 30 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava in un cantiere autostradale tra Chiavari e Lavagna in direzione Livorno. Sul posto il 118 l'uomo ha riportato traumi in diverse parti del corpo. È stato poi portato in ambulanza in codice rosso al San Martino di Genova. Si indaga sulla dinamica. Siamo all'informazione religiosa, parliamo dell'udienza generale di questa mattina. Il Papa ha lanciato un forte monito a difesa di ogni vita umana, da quella del bambino a quella dell'anziano. Francesco ha parlato infatti del quinto comandamento, non uccidere. Sentiamo il servizio. In ogni bambino malato, in ogni anziano debole, in ogni migrante disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo ci sta cercando per dischiuderci la gioia dell'amore. Nella catechesi all'udienza generale dedicata al comandamento non uccidere, Francesco pronuncia un forte appello in difesa della vita e avverte che un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Pensiamo ad esempio a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori in questi casi drammatici hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà per affrontare la realtà, superando le comprensibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza, cioè un modo di dire, interrompere la gravidanza significa fare fuori uno direttamente. Veniamo in diocesi. Domenica pomeriggio il Vescovo conferirà il mandato ai catechisti, l'appuntamento in cattedrale alle 15:30. Si tratta di un momento personale ma anche di comunità a cui tutti coloro che sono impegnati nell'attività di formazione dei più piccoli sono chiamati a partecipare. Sentiamo. Essere catechista, non fare il catechista, è il servizio di diffondere il Vangelo nei cuori delle persone, soprattutto dei più piccoli, sempre più riconosciuto dalla Chiesa come un ministero. Per questo il momento del mandato, che in diocesi si terrà domenica pomeriggio, si svolgerà in cattedrale alla presenza del Vescovo. I catechisti saranno inviati, come fece Gesù con i 72 discepoli, affinché aiutino ad istruire i ragazzi nella fede. Esserci anche per un giovane che inizia quest'anno, anche per chi è invece da decine d'anni che fa il catechismo, è importante esserci proprio per questa fraternità, scambio e arricchimento reciproco dove il giovane impara anche dall'adulto e l'adulto dal giovane.
L'immagine che guiderà la riflessione sarà quella tratta dal dialogo di Gesù con la Samaritana. Cristo è la vera acqua che disseta. Solo bevendo alla sua fonte i catechisti saranno capaci di riempire di senso le domande dei ragazzi e delle loro famiglie. Domenica l'inizio sarà alle ore 15:30. Avremo una liturgia della parola dove il Vescovo ci dirà anche il suo saluto, il suo augurio per questo nuovo anno catechistico e poi verrà consegnato personalmente il mandato. Anche qui ci teniamo, anche il Vescovo ci tiene che il mandato sia una consegna personale, quindi non per delega, ma chi è presente riceve il mandato. Chi non può, ma per motivi importanti seri, poi vedremo anche se fare un recupero comunque sarà giustificato, che si può anche, il proprio parroco può anche chiedercelo e daremo il mandato. E poi dopo ci sarà, dico solito, però è una cosa bella, un momento di fraternità nel cortile del seminario, anche per salutarci e per augurarci un buon anno catechistico. La cooperativa Il Sentiero di Arianna ha vinto a Roma il premio Aziende Family Friendly 2018. La cerimonia si è svolta alla Camera dei Deputati alla presenza del ministro Fontana. Il premio, giunto alla quarta edizione e istituito dal Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, valorizza le imprese che attivano progetti volti a incentivare la conciliazione tra lavoro e famiglia a favore dei dipendenti e dunque l'armonizzazione tra la vita lavorativa e quella familiare. Il Sentiero di Arianna è stato premiato per aver saputo valorizzare negli anni le esperienze di lavoro delle persone che operano nel terzo settore. Un modello che mette al centro le persone e non il capitale, coniugando così la crescita economica con la tutela degli individui. Vedete le foto, il premio è stato ritirato dalla presidente della cooperativa, Simona Rizzi, insieme a Silvia Cozzi e Silvia Folle. Adesso vediamo insieme tutti gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 11 ottobre. A Villa Bombrini a Genova si terrà il convegno Aliem, le specie aliene, un rischio per la diversità, inizio alle 9:30. La mostra antologica Il segno di Marisa sarà inaugurata alle 16 nello spazio espositivo Casoni di Piazza San Giovanni a Chiavari. L'esposizione, organizzata dall'Associazione Mosaico, raccoglie alcune opere di Marisa Chiappe, ospite del Centro di Riabilitazione e Risocializzazione di Rialto a Chiavari. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo si terrà il Local SEO Summit, il convegno dedicato alla comunicazione via internet. L'evento inizia alle 17 ed è aperto alle aziende, ai cittadini e alle cariche pubbliche. Alle 18 all'Auditorium della Filarmonica in Largo Pessagno a Chiavari si terrà una conferenza sulle biblioteche del XXI secolo, promossa da Officina Comune. Nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Ses Levante alle 18:30 si terrà il Gran Galà concerto di Wind Ensemble eseguito dai ragazzi del Liceo Musicale Statale Cardarelli di La Spezia. Per partecipare è richiesta un'offerta libera che andrà a favore delle opere parrocchiali. Incontro settimanale dell'Arcate Liguria, l'associazione regionale Club degli Alcolisti in Trattamento, dalle 20 alle 21:30 al centro Benedetto Acquaroni di via San Pio X a Chiavari. Daniele Novara terrà un incontro intitolato Non è colpa dei bambini, sulle carenze dell'insegnamento scolastico, l'inizio alle 20:45 in Casa Marchesani, in viale Millo a Chiavari. Sul nostro sito teleradiopace.com domani terremo aggiornata la situazione relativa agli appuntamenti di cui avete sentito in virtù dell'allerta meteo che riguarda il nostro territorio. Rimaniamo in ambito culturale, è la settimana dei Rolly Days a Genova. In programma tra il 12 e il 14 ottobre è la rassegna che apre i palazzi patrimonio dell'UNESCO. L'iniziativa può contare quest'anno su 3 new entry, cioè 3 dimore nobiliari che sino ad oggi non sono mai state accessibili al pubblico. Saranno 28 i palazzi in rete con la possibilità di prenotare visite guidate. Per la prima volta, spiega Giacomo Montanari, che è il curatore dei Rolly Day, avremo Villa di Negro Rosazza e 2 edifici di via Luccoli nel centro storico genovese, ossia Palazzo Francesco Spinola e Palazzo De Mari. Questa edizione è più importante di altre, prosegue l'assessore alla cultura di Genova Barbara Grosso, perché arriva dopo la tragedia del Ponte Morandi e conferma che siamo una città viva e con un'ampissima offerta culturale.
Ritorna quest'anno il corso di lettura ad alta voce. Gli insegnamenti per acquisire una buona padronanza nella lettura saranno ottenuti da Miro Gatti nella biblioteca della Società Economica di Chiavari. Dal 15 ottobre al 3 dicembre, 4 lezioni di metodo e 4 laboratori per un totale di 8 incontri ogni lunedì dalle 17 alle 18:30. Le iscrizioni si chiudono sabato 13 di ottobre. Gli interessati devono presentarsi nella biblioteca della Società Economica che si trova in via Ravaschieri a Chiavari. Ora una notizia di sport, parliamo di pallanuoto. All'auditorium delle Clarisse di Rapallo sono state presentate ufficialmente le squadre della Rapallo Pallanuoto per la stagione agonistica 2018-2019. Vedete le foto. Le atlete hanno sfilato sul palco insieme al tecnico Luca Antonucci e allo staff dirigenziale. L'evento è stato introdotto da un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. L'attesa maggiore è stata per la presentazione della prima squadra femminile che disputerà il campionato di Serie A1 e che si è proposta in veste rinnovata e rinforzata. Un plauso è andato anche alle formazioni giovanili che nella scorsa stagione hanno conquistato medaglia d'oro e titolo di campione d'Italia Under 19 femminile, il secondo e il terzo posto ottenuto alle finali nazionali di categoria rispettivamente dalla squadra Under 15 e da quella Under 17. Menzione speciale per Sofia Giustini e per Nicole Zanetta. Alle Under 19 è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte del comune di Rapallo. Dalla Rapallo Pallanuoto si è passati poi alla Rapallo Nuoto. Sul palco sono intervenuti il presidente della storica società gialloblu Alessandro Martini e i dirigenti Enrico Tacchini e Raffaele Viani che hanno illustrato tutte le novità che riguardano il lavoro condotto da oltre 40 anni dalla Rapallo Nuoto che gestisce l'impianto natatorio comunale del Poggiolino. Prima di chiudere c'è un aggiornamento di cronaca che è stato pubblicato sul nostro sito dalla nostra redazione www.teleradiopace.com. Lo vedete, i vigili del fuoco di Chiavari in tarda serata sono intervenuti a Pontori di Ne per un incendio boschivo e dunque nelle prossime ore ci saranno gli aggiornamenti anche per conoscere le cause e le dinamiche precise. In questo momento si sa solo appunto di questo incendio e che le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto. Siamo in conclusione, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera potete ascoltare l'intervista ad Enrichetta Conti, che è un'anziana signora di Lavagna, ben 84 anni, e che di recente è stata volontaria in missione in Burundi, nella missione di Don Gracien. Dunque vi lascio all'intervista di Don Siriac Girimana, noi ci ritroviamo domani per l'informazione locale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.